Venezia, Mestre e le grandi città vuole la creazione di due comuni, Venezia e Mestre. Noi su questo lasciamo libertà di scelta, però su una cosa siamo irremovibili. Dopo una raccolta di 9.000 firme di cittadini di Venezia e di Mestre, il fatto che in passato non c'è Marco Strano o altri della lista, non pare di vederli, dopo più di un anno non sia stato indetto il referendum, mi fa dire una vergogna. 9.000 cittadini che non sono ascoltati e che in base alla legge avrebbero diritto di avere il loro referendum, ragazzi, non è possibile. Ma dove stiamo vivendo? Dobbiamo protestare, non è per legge, è la Costituzione che lo garantisce. Allora, noi diciamo, vogliamo venire il referendum, perché siamo democratici, democrazia, potere al popolo, e quindi questo per permettere ai cittadini di liberamente esprimersi. Poi vi sarà quelli che dite sì, quelli che dite no, l'importante è poterlo dire, prima cosa. L'altra cosa, sempre a proposito di democrazia, ci appoggia anche la lista di indipendenza veneta, che pochi magari conoscono, ha come obiettivo quello dell'indipendenza. E loro dice che siccome il federalismo non è arrivato, le autonomie ci sono state tolte, vogliono qualcosa di più. Allora, noi su questo ancora di più lasciamo la libertà di scelta, ma diciamo, perché questa gente che è tanta non viene ascoltata? Richiede un referendum, ci sono due leggi regionali approvate di recente per un referendum sull'autonomia e uno sull'indipendenza, un discorso lungo. Noi diciamo una roba semplice, come in Scozia, visto che tutti i nostri dicono la bocca, siamo in Europa, perché la sì il referendum? Poi hanno deciso di no, benissimo, lasciamo senza paura al cittadino, in questo caso veneto, non solo veneziano, di dire la sua.